Pace e bene. Un saluto a voi presenti e a quanti, attraverso la televisione da casa, si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il Santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Cristo risorge al numero 131. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia, al Re immortale nei secoli eterni, al Signor della vita che vince la morte. Risuoni perenne la lode e la gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. All'agnello immolato che salva le genti, al Cristo risorto che sale dei cieli, risuoni perenne la lode e la gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace, l'amore del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mentre uscivamo per iniziare la messa, un fedele si è avvicinato e mi ha detto: ricordi, padre, che oggi 13 maggio è l'apparizione della Madonna di Fatima. Bene, vogliamo iniziare allora questa Eucaristia 13 maggio sotto lo sguardo di Maria, madre premurosa, di cui Leopoldo aveva una devozione particolare, la parona benedetta. Ci affidiamo allora all'intercessione di Maria. Abbiamo ancora nel cuore la festa di ieri, di San Leopoldo, la sua festa. Ed è proprio bello vedere come il Signore si rende presente attraverso queste persone umili, semplici, che hanno saputo fidarsi di Dio e hanno proclamato con la loro vita: Gesù è il Signore, Gesù è il Signore. Ecco, chiediamo perdono, certi della bontà e della misericordia del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, il peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio Onnipotente, che ci dai la grazia di celebrare il mistero della risurrezione del tuo Figlio, concedi a noi di testimoniare con la vita la gioia di essere salvati. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, e non proclamavano la parola a nessuno fuorché ai Giudei. Ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, annunciando che Gesù è il Signore. E la mano del Signore era con loro, e così un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo, lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Parola di Dio. Genti tutte, lodate il Signore. Sui monti santi egli l'ha fondata, il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Genti tutte. Iscriverò Raab e Babilonia fra quelli che mi riconoscono. Ecco Filistea, Tiro ed Etiopia, là costui è nato. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro in essa sono nati, e lui, l'Altissimo, la mantiene salda. Il Signore registrerà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Alleluia, 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 alleluia. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me. Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre.
Io e il Padre siamo una cosa sola. Parola del Signore. Se abbiamo il cuore aperto, se dentro di noi c'è questo desiderio di cogliere la presenza del Signore, un Dio vivo, presente, che parla, che ci scuote dalla nostra indolenza, veramente potremmo dire che il Signore è vicino a noi. Dio continuamente ci viene incontro, Dio ci parla. Ecco, abbiamo innalzato all'inizio della messa questa preghiera. Concedi, Signore, a noi di testimoniare con la vita che siamo salvati da Lui. Pensate, la gioia di essere salvati da Lui, da te, Signore. Concedi di testimoniare con la vita questa gioia di essere salvati da te. Guardate come il Signore entra nella nostra vita e già ci butta addosso questa preghiera che la liturgia ci offre per dire: ma dov'è la tua gioia di sentirti salvato, sentirti amato? La gioia. Tante volte noi ci lasciamo prendere dallo sconforto. E già subito il Signore ci scuote con questa preghiera. Ma poi dopo, ascoltando la parola del Signore, ecco, il Signore ci dice altre cose che sono cose che ci aiutano a conservare il nostro rapporto vivo con il Signore, perché ci si rende conto che il Signore, ecco, dice a noi personalmente, ecco, queste cose che abbiamo ascoltato nel Vangelo, nella prima lettura. Nella prima lettura che cosa abbiamo sentito? Che Barnaba era un uomo pieno di fede e di Spirito Santo. Da uomo virtuoso qual era, è pieno di Spirito Santo e di fede. Ma guardate, chi è il cristiano? Come si fa a manifestare questa gioia di essere salvati dal Signore? È proprio con la consapevolezza che noi, dentro di noi, ecco, non siamo soli, c'è questa presenza dello Spirito Santo che tante volte ignoriamo nella nostra vita. Il coraggio, la forza di testimoniare, la gioia che ci viene data, il vivere così uniti al Signore, tutto è dato dallo Spirito Santo. Perché senza lo Spirito Santo noi rimaniamo fragili, rimaniamo impotenti. Allora, ecco, la parola del Signore ci viene incontro e ci dice: dovete essere uomini come Barnaba, come Padre Leopoldo. Ed era un uomo pieno di Spirito Santo e di fede. E lui la sapeva trasmettere la fede, fede. Dio è medico, è medicina. Mi ricordo, appena arrivato qui a Padova tanti anni fa, ho trovato una suora anziana di 80 anni e mi diceva: sa padre, io quando ero una giovane suora qui a Padova andavo a confessarmi da padre Leopoldo. Oh, che bello, ho detto io. E che cosa le diceva? Faceva sempre la stessa predica. Mamma mia, dico, che monotono. Andava a confessarsi da un frate e che cosa si sentiva dire? Ma sempre le solite cose: fede, Dio è medico e medicina. Poi parlava molto poco, poi non mi lasciava neanche terminare di confessarmi. E dico: ma che gusto trovava, madre, andare a confessarsi da un frate che così, che diceva sempre le stesse cose, stessa predica. E questa suora mi ha detto una cosa che mi ha veramente colpito. Mi ha detto:
Sì, padre, è vero, diceva sempre le stesse cose, ripeteva pressappoco le stesse cose, però avvicinarsi a lui era come avvicinarsi a un fuoco. Ecco, Spirito Santo, fuoco, era come avvicinarsi a un fuoco. Leopoldo era un uomo di Spirito Santo e di fede, ma lo dovremmo essere tutti, Il Vangelo ci ha detto una cosa bellissima, voglio sottolineare soltanto l'ultima frase che Gesù ha detto nel Vangelo. Nessuno strapperà dalla mano del Padre mio le pecore, nessuno. Non andranno perdute nessuno, non andrà perduto nessuno. E io do la vita e non andranno perduti in eterno. Sentite, no? Da dove nasce la nostra gioia? La gioia di testimoniare che siamo dei salvati, perché nessuno può strapparci dalle sue mani. E che cosa proclamavano i primi cristiani? Furono chiamati cristiani. Proclamavano: Gesù è il Signore, Gesù è il Signore. Ecco, anche noi al termine di questo incontro col Signore dovremo avere questa capacità di dire: Gesù è il Signore, perché è colui che ti salva, è colui che ti dona lo Spirito, è colui che ti dà la certezza che sei nelle sue mani e che nessuno ti strapperà dall'amore di Dio. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umili e pentiti accolici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa e purificami da ogni peccato. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato, offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna.
Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Rolando, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Martiri, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E con la certezza che siamo nelle mani forti e potenti di un Dio che è Padre, ci ama e non permetterà mai che ci perdiamo e che veniamo strappati da Lui, perché il suo amore è grande, misericordioso, rimane sempre Padre, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, che non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio, che togli i peccati
Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Il canto è al numero 79, quanta sete. Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. Quanta attesa di salvezza, solo in Dio si sazierà. L'acqua viva che gli dà, sempre fresca sgorgerà. Il Signore la mia vita, il Signore la mia gioia. Se la strada si fa oscura, spero in Lui mi guiderà. Se l'angoscia mi tormenta, spero in Lui mi salverà. Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. Il Signore la mia vita, il Signore la mia gioia. Nel mattino io ti invoco, tu mio Dio risponderai. Nella sera rendo grazie, tu mio Dio ascolterai. Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. Il Signore la mia vita, il Signore la mia gioia. Preghiamo. Esaudisci, o Signore, le nostre preghiere perché la partecipazione al mistero della redenzione sia per noi aiuto nella vita presente e ci ottenga la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
O Dio, tu manifesti la tua onnipotenza soprattutto nella misericordia e nel perdono, e hai voluto che San Leopoldo ne fosse tuo fedele testimone. Per i suoi meriti concedi a noi di celebrare nel sacramento della riconciliazione la grandezza del tuo amore. Il Signore sia con voi. E per l'intercessione di San Leopoldo, della Vergine Maria, apparsa a Fatima, scenda la benedizione del Signore su di voi, perché vi renda sempre capaci di testimoniare con la vita la gioia di essere salvati e di dire che Gesù è il Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Andate in pace. Il canto numero 169. Il 13 maggio apparve Maria a 3 pastorelli in cova di Ria. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Splendente di luce veniva Maria
Plenitude, un'estate di vantaggi non è più solo un'idea, ma è l'offerta Fixa Summer, che ti dà il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas per i primi 3 mesi. Passa a Plenitude entro il 25 maggio per ottenerla. Produciamo da sempre i migliori articoli per i tuoi sogni. Il tupper è parte integrante del nostro letto. Ampia gamma confezionata con materiali di ogni caratteristica. Da Fedars col calore, il tessuto cambia colore. Materassi a molle o schiumati per uso privato, turistico o assistenziale, nelle versioni anallergiche, spoderabili, lavabili, anche su misura. Guanciali e biancheria, prodotta soprattutto con materiali senza impatto ambientale. Reti ortopediche e motorizzate, ampia scelta di poltrone relax, motorizzate, massaggianti, per la mobilità ed il comfort delle persone anziane. Produzioni per roulotte e camper. Possibilità di richiedere sopralluogo di un nostro tecnico per consulenza e misure. Pagamenti rateali senza interessi, anche per persone anziane. Produzione e vendita diretta al pubblico a Legnaro. Cari telespettatori, siamo supportati dallo SPCGL del Veneto, ma nello specifico abbiamo il piacere di avere qui con noi Luciano Milan, segretario generale SPCGL di Rovigo, per parlare di una problematica che riguarda tutto il territorio nazionale, più colpiti Rovigo e anche Belluno come territori, ovvero la chiusura degli sportelli postali. Cosa sta succedendo e cosa lamentate? Noi lamentiamo che la chiusura di questi sportelli postali, che avevano un punto di riferimento importante nel territorio, in particolare per le persone anziane, sapendo che noi siamo in una fase dove, come posso dire, c'è un problema enorme perché si devono modificare le politiche in quanto c'è un invecchiamento forte della popolazione e non si creano le condizioni affinché si inverta questo tipo di tendenza e si dia la possibilità di creare, diciamo, le condizioni perché la gente rimanga nei territori. Nel momento in cui io vado a togliere servizi che erano visti servizi come, diciamo, uno strumento che lo Stato mi dava, anche se oggi è diventata una struttura, diciamo, privatistica, una SPA, però di fatto, voglio dire, la gente vedeva in quella struttura una garanzia sia nell'investire i suoi risparmi, oltre al fatto anche